È un po'... perché non puoi Fatto dire un pelino, ora. giro dove? Guarda, quello è l'angolo. Anche un pelino. Perché? È il massimo. L'angolo là in fondo si vede. Ma va bene così. Va bene. E non ce l'ha detto e va bene, va Sì, sì. Buon pomeriggio a tutti, tra qualche secondo partiamo, appena il commissario mi dà. Vorrei intanto ringraziare la Toscana che ha fatto tantissimi chilometri per venire qui per questo interregionale giovanile e ringraziamo anche i pugili che saliranno su questo ring oggi. Abbiamo un primo fuori programma velocissimo di Elite, 74 kg, poi partiamo subito con gli spari mio, i ragazzini dai 10 ai 12 anni, per poi proseguire con l'interregionale, Veneto contro Toscana. Se i pugili sono pronti, maestri? Intanto chiamo i pugili che si preparino. Chiamiamo all'angolo blu Riccardi Davide dell'House of Boxing Trento e Delfin Edoardo della Cuba Box Vicenza, angolo rosso. Sì, categoria 74 kg Elite senza casco e sono 3 minuti, 3 round da 3 minuti. Arbitra Sergio Sete. Dai Canelo! Inizio della prima ripresa.
Stare sul posto, Canelo, gira! Gira Spostagli davanti, spostati! Non stare davanti! E gira! E gira! Canelo, gira dopo! Tira sulle braccia, sulle braccia! Sopra il sotto, sopra il sotto! Sopra il sotto! Sopra il sotto! Oh, sopra il sotto! Vola volare, vola volare! Alla fine della prima ripresa. Fuori secondi. Ed inizio della seconda ripresa. Stagli davanti! Gira dopo, gira! Devi girare, non stai davanti! Via, 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 vai là! Tira sulle
le braccia! Muovi più il tronco, Canelo! Più il tronco! Oh, bene, bene! Composto, Canelo, tranquillo! Non stai davanti però, no! Non stare fermo lì! Non stare fermo lì davanti! Gamba, Canelo! Gamba! Più gamba, Canelo! Più gamba! Abbiamo l'angolo blu di Charlie Davide dell'Autoboxing Trento con Fabian il tecnico e Bertina Edoardo con la box tecnico Solano. Fuori i secondi. Dai tutto e go! Oh! Sciolto, Sciolto! Doppialo, Nome e cognome! Via da là! Via da lì! Vai, Guardo.
spostarti, stai dritto. Tira sulle braccia! Tira sulle braccia! Gira, gira, gira! Gira tranquillo! Pugili Centolingo per il verdetto. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Edoardo Bertini e Vicenza, bellissimo match, bravissimi, bravi ragazzi. Giuliano, angolo rosso. Partiamo con lo spari mio. Dopo questo emozionante match di elite partiamo con i più piccoli. Sanchez. Chiedo di andare all'angolo, angolo blu per la Toscana, lo Stasso Andrea Leon, pugilistica Lucchese. E Sanchez Gerico della Cuba Box Vicenza. Canguri, più 30 kg, 2 round per 1 minuto. Parliamo di spari mio, quindi il tocco non ci si deve far male, non si deve prestare, c'è tutta una serie di regolamento da seguire perché sono bambini di 10-11 anni e verranno valutati per la tecnica, il movimento, l'attacco contrattacco senza colpire forte. Questa è, diciamo, la base del regolamento. E abbiamo come giudice Radu Rotaru. Lo sparinio serve un po' a far cominciare questi giovani pugili a saperare il ring, capire le regole, saper seguire quello che dice l'arbitro, i propri maestri. Diciamo che è un pre-OB, così già possono iniziare ad assaporare questa emozione del ring. Prossima settimana ci saranno i nazionali, che sono la Coppa Italia, che verrà fatta a Pianciano Terme, alcuni degli allievi saranno i nazionali, quindi saranno in partenza giovedì.
e avranno veramente una bellissima esperienza, anche perché c'è il CONI che organizza il tutto con tutti gli sport, non solo il pugilato, ma ci sarà la pallavolo, il calcio, tutti gli sport, quindi ci saranno delle belle giornate all'insegna dello sport, non solo del pugilato. Ebbene, credo ci siamo. Un saluto a Centro Ring per i giovani pugili. Bravissimi, un bel applauso veramente. E in bocca al lupo ragazzi, mi raccomando. Due round da 1 minuto. Buoni secondi. Inizia la seconda ed ultima ripresa. Come dicevo prima sono dei canguri, quindi fanno 2 riprese da 1 minuto. Quindi c'è la velocità, la tecnica, solo il tocco possono. Dai lontano! Promettono bene. Intanto chiedo di prepararsi all'angolo blu Prego Andrea e Martinelli Vanti all'angolo rosso. E in questo incontro
viene vinto dall'angolo blu. Allora, chiamiamo i prossimi giovani pugili, sempre canguri, più 30 kg, seguo Andrea della pugilistica lucchese e Martinelli Vanni della Cuba Bosco Vicenza. Un applauso ai giovanissimi conoscenti. Arbitro Sergio Tedesco. Anche qui parliamo di canguri, quindi 2 minuti, due round da 1 minuto.